Ciao ragazzi, oggi facciamo un salto all'indietro di qualche decennio. Siamo in una stalla, siamo in Lessinia e qui, negli inverni di tanti anni fa, si svolgeva un rito fantastico a mio avviso. Uno dei primi riti sociali che hanno trasmesso la civiltà di questa terra, il filò. Se io ci le fate, guarda. Sì. Oh, sì, bravi. Le fate erano donne bellissime, vestite in maniera elegante, de pizzo, de merletti, a colori sgargianti, giallo, rosa, celeste, bianco. E le donne erano un po' gelose perché gli uomini, invece di guardare le donne, le spose, le guardavano le fate perché gli era piace belle. Agli uomini le hanno insegnato tante robe. Le hanno insegnato alle donne a scartedare lana e a filarla. Le hanno insegnato agli uomini a lavorare il latte e a ottenere il boter, il formaio, la fioretta, la puina. Le hanno insegnato ai butelletti a farsi sciopetto di saugo. Zio, ma quanto è bello raccontare ancora queste cose? È molto affascinante anche perché i ragazzi si emozionano ancora, stanno attenti, come hai visto, sono storie che hanno una presa immediata sulla ma fantasia anche dei chi bambini. non è più tanto ragazzo. E anche su chi non è tanto ragazzo, sì, perché di fatti sono storie che hanno un fascino per tutti. Tu l'hai vissuto il filò, vero? I primi anni della mia giovinezza sì, dopo ovviamente è arrivata la televisione e si è smesso di fare filò, ma prima sì, fino sui 15 anni. E che cos'era? Cosa voleva dire per voi? Allora, per conto mio è stata una felice soluzione di un bisogno, di una necessità, quella di non andare in letto con le galline, cioè dopo le ore 20 non si poteva andare a letto subito e bisognava stare in piedi fino alle 10, le 11, mezzanotte. E allora, per non tenere accesi 7, 8, 5 focolari in contrada, si andava in stalla perché si risparmiava la legna del focolare o della stufa. La stalla era riscaldata dal tepore degli animali. Una volta un bambino è nato per questa vita e l'ha perso la varetta. E tornò in Rio per trovarsi la varetta e l'ha incontrata una vecetta. La vecetta le ha detto: ho trovato la tua varetta, ma per avergliela bisogna che te ne porti un bicchiere di latte. Allora questo bambino le è andato alla buca e le ha detto: mi dai un bicchiere di latte che porto alla vecetta che la mi dà la mia varetta? Le ha detto: sì, però per darti il latte vuoi un po' di erba. Allora è andata al prato e ha domandato: sai che dà un po' di erba? E il prato ha detto: sì, mi ti do l'erba, però per avere l'erba bisogna che te mi porti il grasso. Allora è andata al maiale. Il maiale mi ha dato il grasso che porto al prato, che il prato mi dà l'erba, che porto alla mucca, la mucca la mi dà il latte che porto alla vecetta. Zio, ma quando ti senti la nonna qua che racconta ancora le fole, cosa si prova? Tu che l'hai vissuta questa cosa? Si prova il piacere di tramandare alle generazioni future quelli che erano gli stili di vita, i valori, le filastrocche, le storie di una volta, insomma, quindi il gusto di salvaguardare un po' quelli che erano gli stili di vita di ieri, insomma, che oggi stiamo perdendo. Quindi sentirsi un po', diciamo, missionari in questo senso nel salvare ciò che rimane. E nel filò si componeva un campionario di varie umanità, perché era la nonna che contava le fole ai bambini, c'erano gli uomini che facevano i lavori, si parlava, si chiacchierava, si stava insieme, si recitava il rosario, ma era anche Radio Ciaccola, perché le stesse bocche che recitavano le preghiere erano quelle che dopo andavano anche a fare. Sì, era una fonte di notizie imbattibile, perché nel filò chi aveva notizie nuove le portava e chi non le conosceva veniva quindi a saperle. E poi nel filò si andava anche a trovare le ragazze, perché le ragazze della contrada non andavano in giro, mentre i ragazzi potevano girare da un filò all'altro. E sui filò dove era più triogoi, che dicevano una volta, cioè dove era più giro, più vita, era pieno di bottiglie, che venivano a cercare di bottiglie. Insomma, ancora oggi, guardano avanti, narra filò vuol dire corteggiare la ragazza.
C'era un moderno, era la movida di un tempo, se vogliamo usare un termine moderno. Era la movida di un tempo, esatto. Ma soprattutto era la celebrazione di una capacità di stare insieme, non soltanto una voglia, vero? Sì, anche perché nel filò venivano prese le decisioni comunitarie, se c'era da fare un lavoro insieme, mettere a posto la strada, la fontana, fare un pozzo, eccetera. Era il filò il luogo in cui si facevano gli accordi, si facevano i piani, Certo. i progetti. Il filò quindi era un momento di progettazione, un momento di elaborazione, un momento di vita sociale. Che valori c'erano dentro a delle riunioni come queste, della gente che si ritrovava la sera? Che cosa rimaneva? Ma rimaneva l'amore per le cose genuine, per i valori essenziali, per la famiglia, per il rispetto degli anziani, per l'accoglienza, perché nel filò c'era libero accesso per chiunque, la porta veniva chiusa ma mai a chiave, a catenacci, era sempre accessibile per chiunque, per cui c'era ospitalità, c'era rispetto per chi veniva. C'era una maniera anche, se uno arrivava non desiderato su quel filò non veniva respinto. Ma se nel giro di qualche minuto nessuno diceva buonasera, come deve, da dove venio, se nessuno ti rivolgeva la parola, Era un segnale. era meglio girare i tacchi e tornare via. Il segno era segno lì non sei gradito, qua non stai bene, per cui gira i tacchi. Era una maniera tacita, ma per far capire all'ospite che magari non era per motivi magari di affari, per motivi Certo. di altro tipo, però Era l'accesso meglio era, se era meglio stava alla andare. larga. Ma l'accesso se no era libero per chiunque. Qui in Lessinia, come in pianura, si è passati dal filò. Nelle lunghe serate d'inverno, soprattutto quando faceva freddo, e c'era la voglia e la necessità di stare insieme. Ed è stato un passaggio storico perché per secoli si è andato avanti così, vero? Sì. Poi la modernità ha fatto il resto e ha fatto sì che queste riunioni serali non si svolgessero più. Mancano un po', secondo te, i valori che c'erano qui dentro? Oddio, è una domanda imbarazzante questa. Ci sono altri valori oggi, forse siamo un po' più frettolosi, un po' più grossolani, un po' più superficiali. C'era più calma una volta, c'era più tranquillità, c'era più rassegnazione anche nell'affrontare la vita in maniera più tranquilla, con più calma, con più serenità. Oggi siamo tutti oberati da impegni, da fretta e siamo sempre in ritardo per tutto. Una volta che era più tempo che vita, oggi invece È un'esperienza bellissima venire qua dentro, anche se quello che vedete oggi è stato ricreato apposta per dare questo messaggio, per far capire cos'è stato, cos'è il filò e quanto sia importante tramandare questa memoria. Ezio, io ti ringrazio per questa testimonianza, ringrazio piacere. tutti i figuranti che si sono prestati, tutta gente doc della Lessinia, e quindi questo è un po' anche il nostro modo per augurarvi buon Natale. Buon Natale a tutti.